Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Vediamo la cronaca, i titoli sui giornali, su fatti di cui ci occuperemo. Assalto al bancomat, presa la banda di ex della Mara del Brenta, le auto rubate, l'esplosivo, le indagini, inchiesta partita da Villafranca Padovana. E poi studente tredicenne veneziano precipita da un balcone durante una gita scolastica e in gravi condizioni stava scavalcando per raggiungere un'altra camera. Avremo un collegamento in diretta e adesso sempre in diretta ci colleghiamo con Valentina Visentin a Padova. Con lei c'è Federico Cibotto perché c'è una svolta nel processo per l'assassinio di Giada Zanola, che era stata scaraventata peraltro da un cavalcavia sull'autostrada perché il killer aveva incenato un suicidio. A te Valentina. Sì, buongiorno dal Tribunale di Padova. Siamo alle fasi finali del processo per il femminicidio di Giada Zanola. Questa mattina in Corte d'Assise la lunga requisitoria del pubblico ministero che ha chiesto l'ergastolo per Andrea Favero, il 39enne camionista di Vigonza, ex compagno di Giada Zanola. Il pubblico ministero ha chiesto l'ergastolo per omicidio volontario premeditato, aggravato ovviamente dalla relazione, perché la coppia aveva un figlio e anche gli ha attribuito la violenza sessuale. Cosa è accaduto? Ricostruiamo quanto è accaduto la notte del 29 maggio 2024. La vittima, Giada Zanola, 33 anni, è stata stordita dal compagno da cui si stava separando, Andrea Favero, con una forte dose di un potente psicofarmaco, poi caricata in auto e quindi gettata dal cavalcavia sopra l'autostrada a pochi metri dalla loro abitazione. Questo è quanto ha ricostruito il pubblico ministero in aula nella lunga requisitoria durata più di 3 ore, e una requisitoria in cui sono stati ricostruiti nel dettaglio tutti gli spostamenti in auto e il movente. Andrea Favero non accettava la separazione da Giada Zanola, che la donna gli aveva comunicato a marzo, dicendo appunto che aveva un'altra relazione e che l'avrebbe lasciato, e da qui ha messo in scena un'escalation di atteggiamenti che hanno portato al delitto che si è consumato la notte del 29 maggio 2024. Il pubblico ministero ha ricostruito tutto nel dettaglio, arrivando a chiedere appunto l'ergastolo prima di ucciderla, quando Giada era ancora sotto l'effetto di questo potente psicofarmaco. Andrea Favero avrebbe anche consumato un rapporto sessuale quando la donna appunto era incapace di difendersi e di opporre resistenza. Da qui anche l'accusa di violenza sessuale per il 39enne. Oggi questa giornata in giornata potrebbe arrivare anche la sentenza. Bisogna vedere poi come si evolverà, perché adesso dopo la requisitoria del pubblico ministero c'è anche c'è la requisitoria delle parti civili, e nel pomeriggio invece l'arringa degli avvocati difensori di Andrea Favero, e quindi la lettura della sentenza la Camera di Consiglio potrebbe slittare al 20 di maggio. Presenti in aula il papà, il fratello e la sorella di Giada Zanola, e anche l'imputato Andrea Favero, che durante appunto la lunga requisitoria non si è mai scomposto, parlando solo qualche volta con i suoi avvocati. Da Padova è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie a Valentina Visentin e Federico Cibotto per la parte tecnica. Vediamo le immagini, vi dicevo, della banda degli ex della Mara del Brenta, che è stata sgominata dalla questura di Padova. Vediamo le immagini dell'ultimo colpo a un bancomat. È successo nella filiale del Monti dei Paschi di Siena di Villafranca Padovana, uomini mascherati. È interessante vedere come procedono per impossessarsi delle banconote che sono all'interno di questi apparecchi, e ovviamente usano tutti i mezzi che servono a devastare lo sportello automatico, e alla fine di questo assalto sono fuggiti con un ingente bottino, ma poi sono stati, come vi dicevo, catturati.
Adesso andiamo a Colceresa, sempre in diretta perché avremo altra cronaca nera più tardi, ma adesso vediamo i danni da maltempo, il maltempo che flagella l'agricoltura, e in particolare in questo caso sono a rischio i raccolti delle ciliegie. A te Monica Smiderle con Renzo Rigon per la parte tecnica. A te Monica. Buongiorno a te direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Davvero il maltempo non dà tregua, ha ripreso a piovere dopo la pausa di ieri con qualche spiraglio di sole. Oggi torna a piovere, piove anche in maniera copiosa. Dopo il maltempo di martedì si contano i danni, l'agricoltura conta davvero danni importanti, a rischio anche la coltivazione delle ciliegie. Siamo a Colceresa, nell'area del Marosticense, dove appunto la ciliegia è la regina della primavera, ma per i coltivatori della zona siamo con Paolo Bucco, il presidente di Coldiretti Marostica. Quello di oggi davvero non è un buon giorno, perché il maltempo sta mettendo a serio rischio la coltura della ciliegia. Presidente, spieghiamo perché vediamo alle nostre spalle un albero pieno di ciliegie, ma sono ciliegie, è un prodotto che oggi non si può raccogliere. Esatto, allora adesso siamo verso la fine raccolta delle varietà precoci. Questa è una Bigarò, una varietà tipica precoce della zona. Sarebbero da cogliere, vedi la maturazione e tutto quanto, però comunque la pioggia non ci permette di lavorare, perciò questo prodotto ha già cominciato a danneggiarsi e probabilmente non riusciremo a raccoglierlo, insomma, perché stando alle previsioni che mettono per i prossimi giorni acqua, questo andrà tutto rotto, insomma, ecco. Questa è la situazione. Il problema è che proprio non riusciamo a lavorare, insomma, che il maltempo ci condiziona il lavoro, perché adesso saremo proprio in piena raccolta e invece siamo qua ad aspettare, insomma, ecco. Maltempo che non dà tregua, si diceva, perché anche per le prossime ore le previsioni non danno nulla di buono, sono previsti rovesci, anche il rischio di grandinate e una riduzione delle temperature che mette in ulteriore difficoltà il vostro settore. Beh, sicuramente l'andamento stagionale in questo momento non è dei migliori per la cultura del ciliegio, ecco. Adesso fortunatamente quello che abbiamo raccolto fino adesso è un prodotto di alta qualità. Da adesso in avanti le varietà precoci penso che si riuscirà a fare ben poco, speriamo nel futuro per le prossime varietà medio precoci e tardive, insomma, ecco. Facciamo vedere con il collega Renzo Rigon le ciliegie, che cosa succede alle ciliegie che stanno prendendo troppa acqua. Cominciano proprio a segnare attorno il manico, perché qui c'è un ristagno d'acqua, dopo specialmente stanotte ce ne sarà ancora di più l'abbassamento delle temperature, perciò cominceranno a rompersi, per cui questo prodotto non è più commerciabile. Lei mi diceva, Presidente, che sta perdendo un terzo del raccolto all'incirca. Sì, circa un terzo, sì, circa un terzo. I danni economici ovviamente sono importanti. Ci sono, anche perché le varietà precoci per noi sono quelle, diciamo, più redditizie, perché sfruttiamo di solito mediamente 5-6 giorni di anticipo rispetto agli altri territori, Veronese e quant'altro. Perciò qua è proprio una cultura a cui ci si tiene, insomma, specialmente nella zona collinare, perché proprio sfruttiamo sto anticipo, insomma. Io ringrazio il presidente di Coldiretti Marostica Paolo Bucco. Con le immagini da Colceresa, purtroppo con la pioggia restituisco la linea allo studio. Grazie Monica Smiderle e Renzo Rigon per la parte tecnica. Vediamo adesso la bancarotta fraudolenta, le accuse di bancarotta fraudolenta e di truffa aggravata ai danni dello Stato rivolte a un notissimo imprenditore di Vicenza, Massimo Calearo, Ciman. Vediamo. Alla fine ha fatto in modo che in procura arrivino una serie di documenti che sono la parte dell'accusa di oggi, che dovrebbero dimostrare che l'orco sono io, mentre non sono assolutamente io l'orco. L'ex presidente di Confindustria Vicenza, Massimo Calearo Ciman, respinge le accuse per le quali è indagato con i figli Carlo Alberto ed Eugenio.
L'ipotesi è della truffa aggravata ai danni dello Stato, malversazione di erogazioni pubbliche per 9 milioni di euro e bancarotta fraudolenta in concorso con il manager Luca Corazza. Sono le ipotesi accusatorie al centro dell'inchiesta coordinata del PM Ginevra Sturman sul dissesto della Calearo Antenne Spa di Isole Vicentina, dichiarata fallita nel 2025. Un'azienda che aveva un fatturato di 80 milioni di euro nel 2022 con una perdita di 18 milioni. Sono coinvolti anche i commercialisti Antonio Zaccaria, Adriano Marchetto e Gaetano Terrin del collegio sindacale. La Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro preventivo di oltre 2 milioni e mezzo di euro disposto dal GIP. Il PM ne aveva chiesti per 9 milioni di euro. Nel mirino sono finiti una villa con piscina sulle colline di Arcugnano, quote societarie e disponibilità finanziarie. Secondo l'accusa, gli indagati avrebbero utilizzato in modo irregolare oltre 9 milioni di euro di finanziamenti pubblici garantiti dallo Stato. Per gli investigatori, parte dei fondi destinati al rilancio industriale sarebbe stata invece dirottata all'estero, utilizzata per operazioni non coerenti con le finalità dichiarate. Tra gli episodi al vaglio della Procura anche trasferimenti di denaro verso società controllate fuori dall'Italia e l'utilizzo di fondi Covid per spese non ammesse. Massimo Calearo Ciman respinge però ogni accusa. Non ci siamo mai messi un euro in tasca, ribadisce. Il suo legale Marco Dalben sottolinea. Il mio assistito Massimo Calearo Ciman è assolutamente sereno, sa di aver operato sempre nell'interesse esclusivo della società, nel tentativo di sostenerla, di sostenere i posti di lavoro e di aver operato in modo trasparente e cristallino. Siamo pronti a contestare le accuse nelle sedi giudiziarie competenti e abbiamo già questa mattina presentato ricorso al Tribunale del riesame contro il decreto di sequestro. Servizio di Ivano Tolettini, ancora cronaca, è un fatto molto grave, una tredicenne che era in gita scolastica, un tredicenne veneziano, è precipitato da un balcone ed è in gravi condizioni. Andiamo in diretta a Venezia da Edi Caliman, a te Edi, con Simone Merlo, il nostro operatore. Direttore, buongiorno a te e ai telespettatori. Ci troviamo come atto simbolico, davanti alla sede dell'ufficio provinciale di Venezia, qui a Forte Marghera, in realtà alle porte di Venezia, per raccontarvi di quello che è accaduto nelle scorse ore. Un ragazzo di 13 anni di una scuola media di Pellestrina, dell'istituto comprensivo Franca Ongaro, si trovava in gita con i compagni di classe a Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo, una gita all'insegna della scoperta dei borghi verdi dell'Italia centrale che toccava anche il paese in questione. Erano ospitati in una struttura, in un hotel, dove di notte il ragazzo ha provato ad attraversare da un balcone all'altro per arrivare alla stanza forse di un compagno di classe. Ancora questo è da appurare. Quando ha perso l'equilibrio ed è caduto. A rendere ancora più grave la caduta, nonostante la stanza fosse situata al primo piano dell'edificio, il fatto che si affacciava proprio sulla discesa di un garage interrato. Per lui una frattura a entrambe le gambe e altre lesioni multiple. Questo ha comportato la chiamata disperata ai soccorsi, perché chiaramente si temeva il peggio. Il ragazzo fortunatamente è rimasto cosciente per tutta la durata dei soccorsi. È stato ritrasportato prima appena fuori Roma e poi con un'ambulanza in un ospedale di Roma, dove sono corsi anche i genitori del giovanissimo. Quello che colpisce è il fatto che, appunto, se ci ritroviamo a raccontare ancora episodi di questo tipo, non è infatti la prima volta che ci troviamo a raccontarli. Quello che sconvolge è proprio la dinamica. Infatti gli inquirenti stanno indagando se con il ragazzo ci fossero anche altri ragazzini, altri suoi compagni
compagni di classe, sono stati loro a sentire le urla disperate del tredicenne, a lanciare l'allarme e chiamare i soccorsi e le insegnanti. Era prevista proprio al Lido e Pellestrina una festa in occasione della chiusura ormai imminente dell'anno scolastico che per il grave fatto che è successo verrà rinviata a data da destinarsi. Per ora queste sono le notizie che abbiamo, gli aggiornamenti nel telegiornale della sera. Direttore, con Simone Merlo da Mestre, se non hai domande a te la linea. Grazie molto Edi Kaliman. Adesso andiamo sempre in diretta a Mareno di Piave da Marta Zatta con Tommaso Migot, perché la quotidiana pagina dei furti nelle abitazioni è successo anche questa notte. Una donna si è trovata un ladro in casa e per lo shock è stata ricoverata al pronto soccorso. Stiamo Marta Zatta, a te Marta. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, è proprio questa la descrizione dei fatti di ieri mattina alle 8:32 di mattina. Noi ci troviamo in via Molino numero 20 a Mareno di Piave. Purtroppo la signora Anna Zanchetta, che è proprio qui di fianco a me, è stata vittima di un tentato furto che le ha causato anche un grande spavento. Ma ci può raccontare cosa è successo? Allora, è successo che io stavo in camera da letto. Ho sentito prima l'allarme partire e poi dei grandissimi colpi che non capivo da dove venivano, al che mi sono alzata, sono andata in salotto e lì ho visto luci in salotto e poi mi guardo fuori, vedo questo omone grande, perché era veramente grande, e che aveva il balcone in mano, che lo stava sforzando ancora di più di quello che aveva rotto. E lì ho mollato un urlo dicendo chi è, e lui tranquillamente con la mano mi ha detto tranquilla, tranquilla, e poi se n'è andato via. Io poi ho chiamato carabinieri, però poi nel frattempo ho avuto dei malori, non riuscivo a respirare, non riuscivo a aprire la bocca che mia figlia mi dava l'acqua, e i carabinieri hanno detto meglio che chiami l'ambulanza, e lì sono andata in ambulanza, avevo la pressione a 190, quindi era molto alta, e mi hanno fatto elettrocardiogramma, un attacco al cuore, analisi, e per fortuna è stato solo un grande spauracchio, tutto qua. E infatti adesso stiamo vedendo proprio dalle immagini di Tommaso Migot i segni di effrazione proprio sulla porta. Per fortuna l'uomo non è riuscito ad entrare. Perché appunto sono intervenuta io, perché se io rimanevo ancora lì a letto, lui era già dentro, perché mancava che sforzasse la finestra e lui aveva già fatto il lavoro. Lui ha provato ad entrare proprio dalla porta principale, poi si è spostato nella finestra. Sì, perché allora prima è saltato l'allarme che era proprio sul portone principale, e poi lui man mano che sforzava non riusciva a entrare, perché in questo bordoncino ho un bel catenaccio e lì non riusciva a entrare, e da lì si è spostato sempre nel terrazzo, nel portone, quello che è una porta finestra che va al salotto, al soggiorno, insomma, e lì ha spaccato, che ho tutti i segni, però non è riuscito, grazie, perché sono alzata. E dopo l'ha visto scappare proprio nella vietta di fronte alla casa. Se lo puoi far vedere, Tommaso? Una mia vicina di casa, in una viuzza qui, però lì lei poi non l'ha più visto, perché è sparito nel nulla, ha solo visto questo uomo grande, anche lei, con un jeans chiaro, un cappellino, un berretto nero, e basta, non si è visto altro. Lei non è riuscita a vederlo infatti? No, io ho guardato fuori, perché poi mi è venuto il coraggio, dopo sono caduta però, ma non sono riuscita a vedere niente. E questa mattina è andata a sporgere denuncia? Sì, sono andata per sporgere denuncia, però devo ritornare domani o lunedì, perché purtroppo avevano il terminale che non funzionava per le denunce, e quindi i carabinieri dispiaciuto, però mi ha detto signora deve ritornare, e ritornerò. È la prima volta che capitano in questa via, in via Molino? Sì, è la prima. No, in questa via è successo ancora in altre abitazioni, anche verso di qua, quelle più nuove. Da me no, questa è la prima volta, per fortuna. Avete pensato adesso di mettere, non so, delle telecamere? Ma stiamo, assieme al mio ex, stiamo pensando di valutare la situazione, di fare un qualcosa di protettivo, perché qui ormai bisogna solo proteggersi. Come si sente lei in questo momento? Immagino sia veramente impaurita. Sì,
ancora male. Purtroppo è così. Ecco, io ringrazio Anna, che immagino sia veramente un momento difficile non sentirsi al sicuro nella propria casa, anche casa che insomma vive qui da molti anni, e quindi è veramente una sofferenza. Infatti, cioè ti cade proprio addosso, perché poi fra l'altro vivendo da sola la paura è tanta, però mi devo abituare sicuramente. Anna, grazie davvero, grazie della sua testimonianza, e per il momento da Mareno di Piave è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie a Marta Zatta, a Tommaso Migotte, a questa ultima vittima dei ladri, a questa signora che ha detto purtroppo è così, non dovrebbe essere così, e qui si dice ma alla certezza della pena servono risorse, servono macchine per i carabinieri, servono uomini in più per controllare il territorio, non basta la videosorveglianza che ha voluto portare a l'aumento della videosorveglianza in Veneto il ministro Piantedosi. Quando li vedi scappare è troppo tardi, dove li vai a trovare? Poi tra l'altro sono dei fantasmi, colpiscono e si volatilizzano. È possibile che non ci siano posti di blocco nelle zone più colpite, a meno che non siano stanziali, allora bisogna filtrare tutto quello che succede nel territorio, ma bisogna avere i mezzi per farlo, lo diciamo da mesi. È un colpo da 600.000 euro agli artigiani veneziani di Fossò, sgominata dai carabinieri la banda che era specializzata nei colpi ai poli logistici. Questo colpo era avvenuto nel 2024, sono stati arrestati 8 uomini di origine rumena, altre 11 persone indagate. Maxi operazione dei carabinieri tra Veneto e Lombardia dopo il furto da 600.000 euro ai danni della pelletteria Artigiani Veneziani di Fossò. 8 cittadini rumeni sono stati arrestati, mentre altre 11 persone risultano indagate per associazione a delinquere, furto aggravato e ricettazione. Le indagini sono partite dal colpo messo a segno nella notte del 27 aprile 2024 nello stabilimento della Riviera del Brenta. I malviventi avevano sfondato il portone dell'azienda utilizzando un furgone come ariete, riuscendo a rubare borse e articoli di lusso per un valore superiore a 600.000 euro. L'inchiesta, coordinata dai Carabinieri di Venezia con il supporto dei militari di Milano, ha permesso di scoprire un'organizzazione attiva tra Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, specializzata in assalti ad autotrasporti, poli logistici e scali ferroviari. La banda aveva la propria base operativa negli scantinati di un complesso residenziale di Milano, dove gli investigatori hanno recuperato la refurtiva per oltre 550.000 euro tra elettrodomestici, computer, cosmetici e calzature destinati alla ricettazione. Per gli indagati sono state disposte misure cautelari tra arresti domiciliari, obblighi di dimora e obblighi di firma. Un componente del gruppo risulta al momento irreperibile. Servizio di Eddie Kaliman, ancora la polizia ha individuato, come vi dicevamo in apertura del telegiornale, i responsabili del tentato assalto con esplosivo allo sportello Bancomat di Villafranca Padovana lo scorso luglio. Sono stati sequestrati materiale vario con piedi di porco, altri arnesi e passamontagna. Il furto d'auto a Padova, poi il tentato assalto ad un bancomat di Villafranca. Da questi 2 episodi avvenuti a pochi minuti di distanza, la notte tra il 25 e il 26 luglio, è partita l'indagine della squadra mobile di Padova, che ha portato ad individuare i 4 responsabili del tentato assalto con esplosivo allo sportello ATM della Banca Monte dei Paschi. Si tratta di 4 padovani, alcuni di loro già noti e collegati in passato con la Mala del Brenta, in particolare un 61enne di Codevigo che aveva già scontato 24 anni di carcere per rapina. Con un curriculum già con precedenti condanne per reati specifici, ma anche reati contro la persona e contro il patrimonio, alcuni già gravitanti nella cosiddetta mala del Brenta. Infatti hanno un'età riconducibile tra i 50 e oltre i 60 anni. L'indagine ha avuto inizio all'indomani praticamente dal furto di un'autovettura avvenuto il 26 di luglio dello scorso anno. Il furto dell'auto era avvenuto con modalità altamente specializzate, segnale che ad agire era stata una banda ben organizzata. La svolta nell'indagine grazie al ritrovamento della vettura rubata con segni evidenti di manipolazione dell'impianto elettrico, la conferma che la banda aveva utilizzato strumenti professionali. L'auto era poi comparsa a Villafranca davanti alla banca.
Anche l'assalto sembrava essere pensato nel dettaglio. Le 4 persone con il volto coperto infatti avevano un ruolo ben definito. Il piano però non è andato a buon fine, forse per l'eccessiva energia utilizzata dai malviventi nelle fasi finali dell'azione. L'attivazione del fumogeno antifurto ha infatti impedito la deflagrazione, costringendo il gruppo a darsi alla fuga. Grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza, i poliziotti hanno ricostruito i movimenti della banda individuando i vari componenti. Le perquisizioni lo scorso 22 aprile hanno portato al sequestro di passamontagna, indumenti utilizzati per l'assalto e di un jammer per disturbare le frequenze. Si stanno anche ricostruendo investigativamente anche altri colpi avvenuti in quello stesso periodo per così verificare un eventuale loro coinvolgimento anche in questi altri tipi di assalti. I 4 indagati forse stavano progettando un nuovo colpo. La procura ha così chiuso le indagini e richiesto il rinvio a giudizio per il reato di furto dell'autovettura utilizzata per l'assalto e il tentato furto aggravato allo sportello bancario. Servizio di Valentina Visentino, oggi in regia Mattia Pizzaia e Andrea Basso, e vediamo nemmeno le stufe riescono a sottrarsi agli attacchi dei ladri, che poi in questo caso le hanno rivendute sul web. Vediamo. Arsiero, il titolare di un'azienda vicentina che produce stufe di pregio, nota la presenza sul web di annunci relativi a stufe del proprio marchio vendute online a prezzi sospetti e ribassati. I carabinieri iniziano le indagini. Gli investigatori della stazione di Arsiero, con il nucleo operativo radiomobile di Schio e i militari di Pordenone, portano avanti analisi informatiche, servizi di osservazione e di pedinamento. Sabato 9 maggio all'alba i carabinieri intercettano 2 individui che si avvicinano allo stabilimento. Si tratta di un dipendente 50enne di Cogollo del Cengio e di un 39enne di Tiene. I 2 caricano illecitamente diverse stufe su un furgone e tentano la fuga, ma i carabinieri li bloccano sulla strada provinciale, trovando sul furgone 6 stufe nuove e 4 schede elettriche, oltre a 56 sacchi di pellet e documentazione varia, materiale per un valore di 30.000 euro prontamente riconsegnato al legittimo proprietario. L'indagine poi approda in Friuli, a Porcia, dove vengono sequestrate altre 8 stufe, oltre a 16 kit e accessori per il riscaldamento per un valore che supera i 30.000 euro. Al termine dell'indagine i carabinieri denunciano il 39enne di Tiene per furto in concorso e ricettazione, il dipendente 50enne per furto in concorso e un 51enne di Porcia per ricettazione. È stata così smantellata l'organizzazione dedita al furto e alla ricettazione di stufe di pregio, consentendo il recupero della refurtiva di ingente valore. Servizio di Carlo Alberto Inghilleri. Una ragazzina di 15 anni è finita all'ospedale a causa di un pestaggio da parte di 3 coetanee, 3 bulle, avvenuto in un parco a Rovigo. L'episodio è accaduto venerdì 8 maggio all'interno del Parco Maddalena nel quartiere Commenda. La giovane è stata picchiata da 3 coetanee di origine nordafricana che l'hanno presa per i capelli, tirata e strattonata. Alla fine è caduta per terra e ha perso i sensi. Quando è arrivata l'ambulanza è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso, da cui è tornata a casa alle prime ore del giorno successivo. Le ragazzine che l'avevano aggredita si sono dileguate prima dell'arrivo della polizia locale. Il motivo dell'aggressione sarebbe di natura sentimentale nei confronti di un coetaneo delle giovani. Altri minorenni hanno assistito alla scena e si sono dichiarati sconvolti per quanto hanno visto. Adesso andiamo a Belluno, perché anche a Belluno ovviamente ci sono problemi legati alla sicurezza. Tiziana Bolognani, a te Tiziana. Cittadini esasperati a Belluno per situazioni incresciose che si ripetono ormai da diverso tempo. Non parliamo semplicemente delle scorribande dei Maranza all'interno del supermercato che si affaccia proprio sui giardini della piazza, ma anche di comportamenti certo poco incivili che addirittura ieri hanno rischiato di compromettere l'incolumità di chi passeggiava sotto i portici di Piazza dei Martiri. L'assessore Raffaele Adamiano è assessore alla cultura e alla sicurezza del Comune di Belluno, e a lui chiediamo innanzitutto che cosa sta succedendo e soprattutto se queste situazioni sono alla vostra attenzione. Ma sono queste situazioni
come tante altre in passato, sono sempre all'attenzione dell'amministrazione comunale e del mio assessorato in particolar modo, d'intesa con tutte le forze dell'ordine, a partire dalla nostra polizia locale. L'invito da parte mia nei confronti dei cittadini che dovessero incorrere in episodi di inciviltà è quello di segnalare immediatamente alle autorità preposte, quindi l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, la stessa polizia locale, perché possano, loro che sono competenti, intervenire immediatamente. Noi abbiamo posto in essere negli anni, quest'anno pure, un'iniziativa nelle scuole con i ragazzi e tra i ragazzi per educare e prevenire questi comportamenti. Certo, ci può essere un caso isolato. Io segnalo un dato oggettivo che è fonte del Sole 24 Ore. Belluno è al 33° posto per qualità della vita nel complesso ed è al 9° posto specifico per quanto riguarda giustizia e sicurezza. Quindi significa che siamo tra le 10 città capoluogo d'Italia più sicure. Certo, questo non ci deve fare abbassare la guardia, dobbiamo sempre monitorare. Io personalmente, quando posso, vado a verificare in loco le situazioni di disagio, di degrado, di pericolo, ma osserve naturalmente anche la collaborazione dei cittadini, a cui va nei casi specifici sempre e comunque la mia solidarietà. Non è una cosa di facciata, è sentita, sono un cittadino di Belluno anch'io e quindi desidero operare nel senso di garantire la sicurezza e quindi la libertà dei miei concittadini. Ecco, lei diceva forse si tratta di casi isolati, in realtà quello che denunciano quotidianamente i cittadini invece che vivono anche in piazza, che passeggiano sull'Iston o sotto i portici, è che la presenza di questi, chiamiamoli maranza, esattamente come quanto noi abbiamo potuto osservare anche nelle grandi città, sta prendendo piede anche nel centro cittadino di Belluno, dove ad esempio non si sono conclusi fenomeni anche di delinquenza vera e propria. Mi riferisco per esempio in via Sottocastello, dove negli scorsi mesi è stato scardinato dal muro una porta che proteggeva i contatori dell'Enel ed è stata scaraventata nel giardino sottostante, evidentemente mettendo a rischio la sicurezza delle persone. La polizia locale, i cittadini rivendicano anche, non so, la necessità di avere il vigile, la presenza dei vigili esattamente come li si vedeva una volta in città, che erano certo avevano funzione preventiva ma anche repressiva. Ma guardate, i vigili urbani, o meglio la polizia locale, è presente sul territorio. Chiaramente magari è presente in un momento in cui sta accadendo qualcosa in una determinata zona della città e non lo è in un'altra. Non sono 100.000 uomini perché non abbiamo l'organico al completo, però ciò non toglie che la polizia locale è presente sul territorio. Io invito in ogni caso a chiamare, perché c'è una grande collaborazione interforze, e quindi qualora non fossero i membri della polizia locale, gli appartenenti alle altre forze dell'ordine, proprio per intervenire tempestivamente. Noi abbiamo un organismo che è sito in prefettura, come noto, il Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, sotto legge del prefetto, dove lavoriamo in perfetta sinergia e sintonia. Prova ne è che le azioni di educazione e di prevenzione le facciamo sempre e comunque con le forze dell'ordine, ma ripeto, serve certamente da parte nostra un grande sforzo, ma anche la collaborazione dei cittadini, e quindi rinnovo il mio invito a segnalare sempre e comunque tutti gli episodi di pericolosità reale o potenziale. Grazie a Tiziana Bolognani e a Stefano Bozzi, il nostro operatore. Intanto andiamo anche a Bassano, dove i controlli della polizia locale stanno portando frutti, nel senso che si riesce ad arginare i problemi legati alla diffusione di alcol e di droghe tra i minorenni. Arriva una nuova stretta a Bassano contro la somministrazione di alcol ai minori di 16 anni. Grazie ai maggiori controlli della polizia locale succede che qualche esercente, annusato il pericolo della sospensione della licenza, decida di chiudere per ferie prima di essere raggiunto da un provvedimento. Noi siamo convinti che determinati luoghi che già sapevamo discutibili vanno monitorati e ci mettiamo a far noi il posto fisso di vigilanza per permettere all'esercente di mollare l'osso, perché per noi la cosa fondamentale è togliere la possibilità a questi signori di fare affari con i minori.
Sta diventando sempre più importante anche la collaborazione dei genitori. Quello che non pensavamo, abbiamo anche l'alleanza, diciamo, di alcuni genitori che cominciano a rendersi conto della gravità della situazione e che ci coinvolgono mandandoci foto di figli distesi a terra o addirittura chiamandoci in ausilio perché hanno dovuto portare il figlio minore o la figlia al pronto soccorso con alto tasso alcolemico. Sui giovanissimi incombe anche il pericolo delle droghe che ormai vengono spacciate ovunque, magari approfittando di luoghi molto frequentati. Nella zona del patronato di San Vito, dove era in corso una festa di fine periodo catechismo della parrocchia, e ci hanno chiamato perché si erano avvicinati cercando di assembrarsi con i ragazzini delle elementari o poco più, soggetti a noi ben conosciuti perché fanno parte di qualche banda di piccoli maranza che fanno piccoli crimini. E in questo caso siamo arrivati tempestivamente. Si tratta di una decina di ragazzi, uno solo dei quali maggiorenne, trovati in possesso di stupefacenti e noti anche per le loro scorribande al centro studi. Ci aspettiamo dei provvedimenti adeguati per poter allontanare almeno i registi di queste piccole bande, allontanarli dal territorio bassanese. E a Bassano del Grappa parte l'operazione Bassano Vivibile contro la movida notturna rumorosa e violenta. Stop a scene come queste. A Bassano l'amministrazione comunale guidata dal sindaco leghista Nicola Finco dice basta a violenza, movida rumorosa e degrado. Ci ricordiamo l'anno scorso le problematiche causate anche dai famosi Maranza, quindi questi ragazzi che hanno creato un po' di situazioni particolari di microcriminalità non solamente in centro ma anche nelle periferie, e quindi in accordo con le altre forze dell'ordine continueranno i pattugliamenti in sinergia, ma anche ovviamente un aumento dei pattugliamenti da parte della polizia locale. Parte il progetto Bassano Vivibile che prevede il rafforzamento appunto dei servizi serali e notturni di controllo da parte della polizia locale. È un progetto proprio per garantire una maggiore sicurezza, una maggiore tranquillità ai cittadini del centro storico ma anche dei nostri quartieri. Abbiamo prolungato gli orari di pattugliamento nel fine settimana ma anche durante la settimana e modulabili sulla base ovviamente degli eventi che il centro storico andrà ad ospitare, ma tutto questo per garantire una quiete ai residenti e una maggiore sicurezza ai tanti turisti, ai tanti visitatori ma anche ai tanti cittadini. Oltretutto a breve prenderanno servizio anche 5 nuovi agenti e quindi nella direzione intrapresa un anno fa stiamo potenziando non solamente il sistema di videosorveglianza ma anche gli agenti dell'organico della polizia locale e di conseguenza i pattugliamenti. Sia la movida ma nel rispetto delle regole e di chi vive in centro storico. Questo è l'obiettivo del progetto che sarà finanziato per 105.000 euro con una quota dei proventi derivanti dalle multe elevate per violazioni al codice della strada. Noi vogliamo che le regole vengano rispettate, quindi noi vogliamo che le attività lavorino, che i ragazzi si divertino, ma ovviamente che chi vive in centro storico possa vivere tranquillamente e in sicurezza come anche coloro che vivono e abitano nelle periferie. Così il sindaco di Bassano del Grappa Nicola Finco. E a Verona la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino di 23 anni accusato e indiziato di una rapina e di un furto con strappo commessi nel centro storico cittadino. Nel primo caso il giovane ha aggredito un uomo sfilandogli dalla tasca lo smartphone per poi allontanarsi rapidamente. E circa 15 minuti dopo, a soli 400 metri di distanza, un altro uomo ha riferito di essere stato avvicinato alle spalle da uno sconosciuto che dopo averlo spintonato gli ha sottratto il telefono cellulare dandosi poi alla fuga a piedi. Entrambi sono stati arrestati dalla polizia. È stato un epilogo felice quello della scomparsa di una mamma di Piacenza, di Castellarquato, in particolare dei suoi due figli, oltre che di 4 cani. Da giorni non si avevano più notizie, si temeva il peggio, sono stati ritrovati, vogliono però restare irreperibili ed è partita un'inchiesta per capire che cosa ha determinato questo allontanamento volontario.
Dopo 3 settimane di apprensione per le loro sorti sono stati rintracciati Sonia Bottacchiari e i 2 figli di 14 e 16 anni. Tutti e 3 sono in buone condizioni di salute in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e in generale di vita. Lo riferisce la procuratrice di Piacenza Grazia Pradella in una nota in cui aggiunge che non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari in quanto la donna ha manifestato timori e preoccupazioni ove venisse scoperto il luogo ove è rifugiata, esplicando, ove ciò avvenisse, l'intenzione di rendersi nuovamente irreperibile. La donna, che aveva fatto perdere le sue tracce dal 20 aprile e si era recata in Friuli, dove ha lasciato la macchina a Tarcento, in queste ore è in contatto con i carabinieri. Secondo quanto trapela, non è escluso che si trovi all'estero. La procuratrice di Piacenza ha parlato di costante sforzo per preservare il benessere dei 2 minori, con particolare riferimento alla loro reintegrazione nel contesto sociale e scolastico, sottolineando che i 2 ragazzi, sino al momento del loro allontanamento da ritenersi allo stato consenziente, seguivano i percorsi scolastici con continuità e profitto. Quanto alle modalità del ritrovamento, quello che sembra accertato è che non c'è stato alcun avvistamento da parte dell'esercito di soccorritori che da una settimana pattugliava la zona in cui si sospettava si potesse trovare la famiglia. Vigili del fuoco, Corpo Forestale, Soccorso Alpino, Guardia di Finanza e Protezione Civile hanno immediatamente interrotto le ricerche quando dalla Procura di Piacenza è arrivata la conferma che la donna e i figli erano in salute in un luogo sicuro. Adesso si cercherà di capire le motivazioni anche di carattere familiare che hanno spinto la donna ad allontanarsi e far perdere le proprie tracce insieme ai figli e ai 4 cani per 3 settimane. Nonostante siano stati rintracciati, Sonia Bottacchiari rimane indagata per sottrazione di minori. Servizio di Francesco Pezzella della nostra redazione di Udine. Vediamo una foto commovente ai funerali di un ragazzo che è morto in uno schianto. La fidanzata ha assistito alle esequie in una barella. Era un giovane padovano, la ragazza invece è di Mussolente. Ed è morto travolto dal trattore mentre lavorava nella vigna di casa a Volpago del Montello. La vittima è Gastone Pedron, di 79 anni, suocero del nostro collega Mirko Cavallina, a cui rinnoviamo le condoglianze a Mirko e ai suoi familiari. Era un uomo attivo, amato e ben voluto da tutta la comunità del Montello, Gastone Pedron, 79 anni, che nel pomeriggio ha perso la vita schiacciato dal suo trattore mentre lavorava nella vigna davanti casa. Pare che l'uomo volesse estirpare delle radici o dei pali con una corda legata al mezzo, ma la manovra di trazione ha fatto invece impennare il trattore, che poi è ricaduto sull'uomo, facendolo morire sul colpo. Una tragedia che ha lasciato sconvolta in primis la moglie, Rosetta, 78 anni, che di solito lo controllava dalla finestra e che questa volta invece ha dovuto assistere impotente alla fine del marito. Sotto shock anche i figli, Roberto e Francesca, moglie del nostro collega Mirko Cavallin, al quale vanno le condoglianze di tutta la redazione di Media Nord-Est. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, i vigili del fuoco, il SUEM 118 con l'elicottero, ma i sanitari giunti sul posto non hanno potuto che constatare il decesso dell'uomo. Gastone aveva lavorato per molti anni alla Zoppas, oggi Electrolux, è stato anche sindacalista. Una persona molto attiva nella sua comunità, ha prestato spesso il suo aiuto alla protezione civile e all'associazione dei carabinieri, sempre in prima linea per aiutare, pignolo, preciso, uomo che curava maniacalmente il suo giardino. Attonito anche padre Renato Martini, giunto immediatamente a portare conforto. Non ci sono parole, ha detto. Gastone era un uomo amatissimo, ancora non ci credo. In serata è atteso anche il fratello Dario, residente a Venezia, e un nipote. Nei prossimi giorni sarà fissata la data dei funerali. Servizio di Luisa Bertini. Il nuovo sindaco di Venezia dovrà occuparsi ancora una volta del moto ondoso, perché un incidente sfiorato con una gondola in bacino San Marco a causa dell'alta velocità, con tutta la congestione dei mezzi acquei. È un problema che si ripete, gli incidenti si continuano e i gondolieri, l'associazione gondolieri lancia ancora una volta un appello. Tecnicamente la gondola stava andando addosso alle altre, cioè si stava appoggiando addosso alle altre gondole, non stava rovesciando. È stato bravo il gondoliere che è riuscito con una manovra repentina a riportarla, insomma, lontana dall'eventuale impatto.
Ennesimo incidente sfiorato lo scorso fine settimana in bacino San Marco a Venezia, con una gondola in forte difficoltà a causa del moto ondoso creato da una barca a motore che viaggiava a tutta velocità a poca distanza dal Barcavelox, come evidenziato dal video. In effetti è stato un fine settimana decisamente caotico e impegnativo a causa della concentrazione di più eventi in contemporanea. Promozione in Serie A del Venezia Calcio e avvio della Biennale in primis. Con un arrivo di turismo rivolto alla Biennale importante, probabilmente sì, comunque questo non deve giustificare e non giustifica il fatto che la città deve essere trattata così e la sicurezza delle barche deve essere messa in grande difficoltà. Non si può aspettare che accada qualcosa di irreparabile. Il bacino San Marco, con il Canal Grande, in particolare la Giudecca, sempre più congestionati, con la convivenza tra gondole, taxi, vaporetti e mezzi veloci che diventa ogni giorno più complicata, spiega Balbi. Per non distruggere la città, di rispettare i limiti di velocità. E poi c'è, che non è meno importante, il discorso sicurezza che riguarda tutte le imbarcazioni, non solo le imbarcazioni a remi ma anche le imbarcazioni dei diportisti che magari girano per la laguna. I dubbi e le criticità legati all'aumento del traffico acquaveloce in laguna nonostante il Barcavelox. La cosa da dire è sensibilizzare chi va in barca a motore che vada più piano, che rispetta i limiti di velocità, perché comunque se non ha a cuore la sicurezza delle altre imbarcazioni deve avere comunque a cuore la nostra città. Il servizio era di Anna Maria Parisi da Venezia, adesso il giallo, ancora giallo, di Alex Marangon, che potrebbe essere stato aggredito. Sulla mano sinistra infatti è risultata una ferita da difesa, alcuni traumi potrebbero essere stati inferti da terzi. Sono state depositate le perizie mediche e cinematiche dei consulenti della famiglia. Ricorderete la morte di questo ragazzo sul Gretto del Piave dopo un rito sciamanico alla abbazia di Vidor. Il tragico volo nel vuoto dal terrazzo dell'abbazia di Vidor dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, compresa l'ayahuasca, non ha mai convinto la famiglia di Alex Marangon e le perizie mediche e cinematiche dei consulenti nominati dai genitori del 25enne morto dopo un rito sciamanico confermerebbero i loro dubbi. Non si esclude infatti il coinvolgimento di terze persone, l'ipotesi è quella di un'aggressione, la dinamica va rivista, dicono i legali. Le lesioni riscontrate sul corpo di Alex quelle che sono state riscontrate non sono, ad avviso dei nostri consulenti, compatibili con una mera caduta da un'altezza, quella che conosciamo, dell'abbazia di Vidor, soprattutto in assenza di segni di passaggio attraverso gli arbusti. Poi vi è una strana lesione anche alla mano che andrebbe riesaminata, che potrebbe essere compatibile con una lesione da difesa. Si mette anche in dubbio poi l'attendibilità dei partecipanti, ma soprattutto le dichiarazioni che avevano rilasciato ai carabinieri. Siamo riusciti a completare questo quadro, a maggior ragione una volta ricevuti gli accertamenti tossicologici che ci parlano di una situazione che non poteva certo essere considerata come attendibile, parlo delle dichiarazioni di chi era presente, proprio per la questione dell'assunzione della sostanza stupefacente. L'analisi sul capello dei partecipanti al rito sciamanico aveva rivelato che 16 persone su 17 avevano assunto l'ayahuasca, 7 di loro anche la cocaina. Quindi su questo noi chiediamo chiarezza, lo abbiamo fatto come sempre in punta di piedi, nel rispetto di tutti, però credo che la famiglia Marangon abbia diritto di avere una verità certa su quella che può essere la causa della morte dell'amato Alex. Al momento è aperto un fascicolo per morte in conseguenza di altro reato e cessione di stupefacenti a carico degli organizzatori della serata, Andrea Zuin e Tatiana Marchetto, la moglie del proprietario dell'abbazia Alexandra De Sacco, e i 2 curanderos colombiani, Johnny Benavides e Sebastian Castillo, spariti dal luogo della tragedia prima dell'arrivo dei carabinieri. Il servizio è di Daniela Sizzia. Vediamo il Messaggero Veneto, parla Elvo Zornitta che dice: persi anni di vita,
una bomber lo strozzerei. Zurnita che parla dopo l'archiviazione dell'inchiesta sull'attentatore che ha seminato panico e vittime in tutto il nord-est per molti anni, ancora non identificato. Elvo Zurnita è stato quindi completamente prosciolto, ritenuto estraneo a questi fatti dopo 22 anni di calvario giudiziario. Gli abbiamo parlato giorni fa a Focus. Sentiamo. Io voglio solo dimenticare, francamente non ne posso più e non posso neanche più ricordare tutto quello che è successo. Voglio effettivamente un po' di oblio. Lasciarsi tutto alle spalle dopo 22 lunghissimi anni sotto indagine con il sospetto di essere una bomber. Questo chiede nell'intervista rilasciata in diretta a Focus al direttore di Media Nord-Est Luigi Baccialli l'ingegnere di Azzano X Elvo Zurnita, oggi 69enne, commentando l'archiviazione dell'inchiesta bis sul bombarolo del Nord-Est disposta dal GUP di Trieste. Vicenda chiusa, ma quanto dolore. Come persona che non c'entrava niente in quello che è successo, mi sono trovato catapultato in una giostra di cui non avevo certamente controllo. E purtroppo devo dire che in questo senso i media giocano sempre un ruolo fondamentale. 22 anni sotto assedio, un'esistenza stravolta, dice, il peso di un processo giudiziario e mediatico insieme, e il pensiero va a quello che oggi accade a Garlasco. È un percorso che porta a una sfiducia, a una incapacità di reagire. Francamente non penso che nessuno possa meritare questo. Attentati che resteranno senza un colpevole, quelli di una bomber. Questa l'idea che Zurnita si è fatta di lui. Una persona che colpisce indifferentemente vecchi e bambini, che non ha ovviamente uno scopo, perché una persona con uno scopo come minimo lo dichiara. Secondo me è effettivamente una persona che ha qualche problema mentale. Poi che sia vivo o sia morto, questo certamente non lo so. Zurnita sta già procedendo per il risarcimento. Siamo per la causa risarcitoria, non tanto per le sofferenze che ho avuto, per le inchieste e così via, ma per la manomissione che è stata compiuta da quell'ispettore di polizia. Per questo siamo in Cassazione, che dovrà decidere. Ma come si sa, i processi in Cassazione sono abbastanza lenti. Il riferimento è alla manomissione con la quale il poliziotto mestrino Ezio Zernar è già stato condannato. Capitolo buio di una doppia inchiesta ora definitivamente conclusa. Sono contento che sia finita, ovviamente sto gioendo insieme ai miei familiari. Abbiamo fatto un'ottima cena questa sera e siamo rimasti tra di noi proprio perché vogliamo godercela questa giornata in pace. Ancora un abbraccio a Elvo Zurnita, che è stato salvato, letteralmente salvato dal suo avvocato difensore, un principe del foro, Maurizio Paniz, che lo ha seguito scrupolosamente, attentamente per tanti anni, è riuscito a dimostrare che lo volevano incastrare. Maurizio Paniz ha scoperto che un ispettore di polizia, Ezio Zernar, aveva alterato un lamierino proprio per attribuire la responsabilità degli attentati all'ingegner Zurnita, che sarebbe, se non fosse intervenuto Paniz, finito all'ergastolo. La tragedia a Cadiraio, ricorderete il drammatico fatto che accade il 14 settembre del 2023 in un'autoclave di un'azienda vitivinicola, morì Marco Bettolini, enologo 46enne. Non ricordo nulla di quello che è successo, non mi spiego il perché sono entrato nell'autoclave. A parlare è il 34enne che il 14 settembre 2023 era entrato nella cisterna per sostituire, sembra, delle aste di livello difettose. Ma l'uomo, a causa dell'azoto, aveva perso i sensi. Per cercare di aiutarlo e strapparlo alla morte si era introdotto anche il collega, l'enologo Marco Bettolini, 46 anni, di Bassano. Per lui non ci fu niente da fare. A raccontare i drammatici momenti di quella tragedia i colleghi che avevano
avevano assistito impotenti all'infortunio fatale. Parla un collega che per primo aveva visto il 34enne andare verso la cisterna. Gli avevo detto che era pericoloso entrare, ma non mi ha dato ascolto. Mi sono subito accorto che una volta dentro aveva perso i sensi ed ho chiamato altri dipendenti. Sul fondo della cisterna c'erano i residui di vino. Bettolini a quel punto aveva provato a salvare il collega, lo aveva raggiunto ed era riuscito a prenderlo per un braccio, continua il racconto, ma poi era caduto con la testa prona in avanti. Immediato l'allarme e l'arrivo dei vigili del fuoco che avevano estratto dall'autoclave i 2 dipendenti. Il 34enne è riuscito a salvarsi. Per Bettolini non c'è stato più nulla da fare. In aula anche la moglie della vittima che ha raccontato che il marito avrebbe voluto cambiare lavoro. Il tragico destino non gli ha lasciato scelta. Servizio di Daniela Sizzia, la tragica vicenda dell'Electrolux, perché quando si chiede il licenziamento di 1700 lavoratori è davvero una tragedia. È finita in Parlamento questa vicenda e ci sarà un tavolo convocato per lunedì prossimo dall'assessore regionale all'economia Massimo Bitonci. Ho deciso di presentare un'interrogazione parlamentare su Electrolux perché è evidente. Non siamo di fronte a una normale riorganizzazione, siamo di fronte allo smantellamento di una filiera strategica per il nostro Paese e per il nostro territorio. Servono urgentemente strumenti veri e concreti a difesa dell'occupazione, per dei nuovi investimenti, per la riconversione. La politica si mobilita dopo l'annuncio shock di Electrolux di 1700 esuberi negli stabilimenti italiani, 200 i posti a rischio a Susegana, dove qui come nel resto del paese continua la mobilitazione dei lavoratori. Dopo le prime 8 ore di sciopero i sindacati hanno organizzato assemblee, mentre nel pomeriggio hanno incontrato il sindaco Montesel, al quale le RSU avevano rivolto un appello. Tutto questo in attesa del tavolo convocato dal ministro Urso a Roma il prossimo 25 maggio. La nostra missione è chiara: tutelare i posti di lavoro e preservare ogni impianto industriale. Faremo tutto quello che è necessario per difendere i lavoratori e i nostri territori davanti a piani industriali totalmente inaccettabili. Il Mimit è già al lavoro e continuerà a svolgere tutte le attività di monitoraggio, mantenendo un confronto costante e strutturato con aziende e organizzazioni sindacali per gestire la situazione nel modo più efficace possibile e arrivare ad una soluzione che tuteli produzione e occupazione. Sono le parole della senatrice Mara Bizzotto, sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rispondendo in Commissione Attività Produttiva alla Camera. Al tavolo del 25 maggio guardano con attenzione non solo i lavoratori ma tutto il mondo produttivo, dagli artigiani il timore che non sarà un incontro risolutivo. Se non sono state attuate quando c'era il bisogno di farlo, quando si doveva farlo, delle politiche di attenzione a quel tipo di industrie, la vedo dura che adesso si risolva la situazione. Perché, evidenzia Sartori, le origini di queste crisi sono da cercare lontano nel tempo. Non c'è stata una seria politica industriale. Noi dobbiamo pensare che abbiamo il costo del lavoro in Italia che è tra i più alti in Europa e i salari che sono tra i più bassi in Europa, e questo la dice tutta. Allora, vediamo un live dallo stabilimento, mi pare, di Porcia in Friuli Venezia Giulia dell'Electrolux. Vedo Federico De Ros, vediamo. Sì, buongiorno e ben ritrovati da Porcia. Continua il terremoto Electrolux, è proprio in corso un nuovo sciopero all'esterno dello stabilimento. L'avevamo raccontato proprio nella giornata di ieri, la regione Friuli Venezia Giulia ha annunciato e convocato un tavolo preliminare in conferenza programmato per il 18 di maggio con la regione Veneto e i sindacati, poi in vista anche del tavolo a Roma con il Ministro delle Imprese del Made in Italy Urso. In Italia, lo stiamo raccontando, rischiano di perdere il lavoro oltre 1700 dipendenti e proprio a Porcia, dove ci troviamo noi adesso, oltre 200 rischierebbero di rimanere a casa, perdendo tra l'altro la produzione delle lavasciuga. Durante questa protesta andiamo a sentire proprio a caldo in diretta le voci dei lavoratori per capire effettivamente qual è il clima che serpeggia tra di voi e che cosa sperate dopo l'incontro del 25 di maggio. Speriamo che si possa andare avanti perché non si dorme la notte. Come sta vivendo questa situazione? È dura. Io è 25 anni che sono qua.
Ho 60 anni e mi mancano 4 anni per dare in pensione. Spera in qualche modo di poter continuare e finire la carriera qui? Spero, perché a 60 anni nessuno mi vuole. Poi dicono che basta aver voglia di lavorare, ma a questa età non è possibile. Mi scusi. Non si preoccupi, capiamo il momento, grazie mille davvero. Qual è il clima che serpeggia anche tra lei, i dipendenti? Come sta vivendo questa situazione? Di tensione, preoccupazione, un po' di paura che chiuda per trovare lavoro, perché ho 57 anni, me ne mancano 12 e non si trova lavoro. Da quanto lavora qui lei? 30 anni. Mamma mia. Proseguiamo anche grazie mille, proseguiamo anche da questo lato. Come sta vivendo questa situazione? Non bene, riviviamo la situazione del 2014, non possiamo lasciarci sfuggire, portarci via sotto il naso questo patrimonio di eccellenza industriale territoriale italiano e lotteremo con le unghie e con i denti. Si sta parlando di passare da 5 linee produttive a 3, oltre 200 lavoratori che potrebbero perdere il posto di lavoro, sono numeri importanti. Guardi, quando ho iniziato avevamo ben 9 linee produttive e adesso passare da 5 a 3 linee produttive, scusi, è una mazzata per lo stabilimento. Grazie mille. Proseguiamo da questo lato. Che cosa si aspetta dopo il tavolo con il ministro Urso del 25 maggio? Speriamo bene che si riesca a trovare una soluzione al problema, perché per molti di noi è molto difficile. Prenda me, io ho 59 anni, se perdo questo lavoro sto rovinato. Speriamo bene, perché già 12 anni fa ce la stiamo cavati con dure lotte, adesso invece me la vedo un po' molto difficile. Ce l'auguriamo, grazie mille, speriamo bene. Lei da quanto lavora all'interno dell'Electrolux? Io lavoro dal 2002, sono 24 anni che lavoro in questa realtà e credo anche di non essere tra i più anziani, perché c'è gente che lavora qui da oltre 30 anni, gente che da poco è andata in pensione, che ha dedicato la propria vita lavorativa qua dentro. Questa è una realtà di tutto quanto il territorio, non solo pordenonese, ma che riguarda un po' direttamente e anche indirettamente la regione. Non pensavamo e non speravamo di rivivere una situazione angosciosa come quella di 12 anni fa. Invece a quanto pare ci ritroviamo in un baratro. Al momento ci sembra questo. Sembra quasi l'inizio di una fine lenta e dolorosa. Stanno lavorando sotto traccia perché vogliono ridimensionare un po' questa realtà che ha dato vita lavorativa a tantissime famiglie. Quindi noi faremo di tutto perché questo non succeda e, come potete vedere, oggi siamo in tantissimi perché è una situazione che riguarda tutti. Chiarissimo, grazie. La disperazione, la preoccupazione dei lavoratori dell'Electrolux. Adesso andiamo in pubblicità e poi state con noi perché parleremo ancora con uno dei candidati sindaci alle prossime elezioni per il sindaco di Venezia. Nuovo in diretta con Focus TG, vi dicevo che continuiamo a parlare delle elezioni amministrative di Venezia sentendo gli 8 sindaci. Oggi saluto e ringrazio Michele Boldrin della lista Ora. Grazie per l'invito, piacere di essere qua. Grazie a lei, Boldrin. Bello studio, comoda poltrona. Grazie. Senta, come sta andando la campagna elettorale? Chi lo sa, vediamo, noi ci proviamo. Ovviamente le do il mio punto di vista, a noi sembra di essere l'unica lista che fa delle proposte concrete. Io sarei anche contento di poterlo dimostrare in un confronto pubblico e con contraddittorio con gli altri, specialmente con i cosiddetti 2 candidati principali che anche oggi purtroppo vanno a dibattere da soli e quindi non dibatteranno, si faranno le moine a cortesia del Gazzettino. Andremo lì a chiedere di poter dire la nostra anche noi, con rispetto, senza nessuna intrusione. Il tema vero è che c'è molta retorica.
c'è molta retorica e non si sta sulle cose, sul porto non ci sono risposte chiare, sul recupero dell'aeroporto Marghera non ci sono risposte chiare. Noi abbiamo fatto proposte di ITS, di università, di come regolare il flusso turistico, non si riesce a dibattere e io credo che i veneziani avrebbero bisogno di avere delle idee chiare cosa vuole. Certamente. Senta, per chi non la conosce, Boldrini, facciamo un breve quadro. quadro. Nato a Padova, cresciuto a Campalto, Venezia, dall'età di 10 anni, figlio di contadini operai, operaio a Porto Marghera mio padre, poi da Campalto, sempre a Campalto, al cosiddetto CEP, che ora si chiama Villaggio Laguna, anche all'opera di mio padre, che era molto impegnato, sempre lavorato, sempre molto impegnato nel sociale, mondo CISL, eccetera, cattolico, diciamo. Ho fatto, come quelli della mia generazione, un po' il pazzerello tra i 16 e i 20, poi ho scoperto che la rivoluzione bisognava farla lavorando e capendo come andava il mondo. Mi sono messo a studiare, ho fatto il militare, sono andato in America a studiare dopo la laurea e mi è andata bene, cioè, ho lavorato in posti buoni, sono rimasto lì, tra Chicago, Los Angeles, Pennsylvania, insomma vari posti, siamo venuti a fare l'elenco. Adesso ho sempre mantenuto un rapporto qua, sia personale sia così anche di interessi, attività culturali. Abbiamo fondato un partito che si chiama ora, dedicato al futuro ai giovani, con Alberto Forchielli, 7-8 mesi fa. Il movimento è nato 2 anni fa circa, perché noi vediamo disastri in Italia, vogliamo provare a dare indietro qualcosa al paese, cercando di far ritornare tanti giovani, anche non giovani come noi, molto capaci, che nel mondo si sono affermati e hanno dimostrato di saper fare le cose, e cercando di rimettere al centro del dibattito nazionale, cosa che non c'è, e a Venezia vale tantissimo, la questione dello sviluppo economico, la crescita, la produttività, i salari, l'innovazione, le tecnologie moderne, lo studio. C'è un bellissimo articolo del rettore della Bocconi, che è un notevole demografo, Francesco Billari, su Sole 24 Ore 4 giorni fa. Mi ha impressionato perché il titolo è anche cattivello, andate a vederlo, non lo dico il titolo perché altrimenti sembra che sia mia, però il pensiero di fondo, che è un pensiero di preoccupazione, un paese che sta diventando vecchio e non ha, e qui mi rivolgo alle persone più anziane, non ha il coraggio di reagire. E sta diventando anche tremendamente ignorante. Lo so che ci si offende a sentirselo dire, ma è vero. Giustamente Francesco mette in evidenza quante poche persone studiano, pochi laureati universitari a Venezia, si vede, no? Questa mancanza di tecnica, di conoscenza, perché è inutile parlare a vanvera di città della conoscenza se poi la conoscenza non la generi. Ecco, noi quello stiamo provando a fare, e mi sono candidato a Venezia perché Venezia è proprio una città simbolo. Ecco, proprio sullo sviluppo economico, no? Secondo lei che interventi occorrono perché Venezia cresca, perché è una città che si sta smutando, parliamo adesso soprattutto del centro storico, ma anche a Mestre c'è un po' anche a Mestre, ma sì. No? Oserei dire che a Mestre la situazione è proprio peggiore, perché vede, a Venezia c'è, se vuole, un problema di identità della città che sta scomparendo, no? Non è più tua, non è più veneziana, ma non in un senso gretto, nel senso che si vive in una certa maniera, si fanno delle cose, una città, un posto dove vado a lavorare, ho una casa, mi vedo con gli amici, insomma, si fanno quelle robe normali. E lo sta diventando sempre meno, almeno che tu non sia super ricco, stai 2 mesi all'anno a divertirti, ma è diventando sempre meno. A Mestre c'è proprio una decadenza di povertà tremenda e continua a essere molto trascurata. La giunta uscente si è riempita la bocca di Mestre qua, Mestre là, ha fatto nulla per Mestre, anzi ha aumentato gli errori che le giunte Cacciari, Orsoni, Costa avevano fatto di ghettizzare quella città, di ghettizzare i cittadini di quella città, di trasformare Marghera in una zona isolata con l'ultimo tram che va alle 9, cioè ghettizzare gli immigranti. Allora, qual è il ragionamento che facciamo noi? Il ragionamento che facciamo noi, signori, per riuscire a ritornare a crescere, è una città viva, no? Venezia deve internazionalizzarsi. Non c'è scampo, non ha una demografia, cioè non c'è pieno di giovani che faranno figli, tanto per capirsi, anzi bisogna cercare di offrirgli un'attrazione perché non scappino anche i pochi che ci sono. E allora 2 cose, poi non voglio parlare troppo, le rilascio la parola. E noi nel programma, se andate sul nostro sito, guardate, è molto dettagliato, io davvero lo dico, è l'unico
programma concreto, dettagliato, che ha sia un arco quinquennale che decennale. Sono ottimista, se mi leggete una volta sono sicuro che vi convinco a leggermi la seconda. Poi vado in pensione per davvero, mi ritiro di nuovo a Campalto a guardarmi la laguna. Ma noi facciamo un piano che ha 3 assi. Uno, decongestionare dal turismo, che non vuol dire uccidere il turismo, vuol dire però decongestionare e raccogliere dal turismo quei proventi che compensino i costi che genera per investirli nella città, non in più turismo. Quindi punto numero 1. Punto numero 2, liberare aree, in particolare la parte dismessa di Porto Marghera, e far sparire quella divisione che è l'inizio del cavalcavia, della ferrovia. Si può fare, l'hanno fatto a Madrid, possiamo farlo a Venezia, non siamo meno bravi di loro, così da unire la zona Forte Marghera fino a Campalto, praticamente, fino a dove una volta per i campaltini c'era la spiaggetta che si guardava a Tessera. E lì è il waterfront dove deve crescere la nuova Venezia lagunare, collegata con la parte storica attraverso la via d'acqua. Terzo, avere una capacità imprenditoriale, che credo di avere, che credo che i miei collaboratori, quelli che si candidano al Consiglio Comunale, hanno, perché abbiamo un'esperienza di lavoro tutti noi, alcuni parecchi anche a livello internazionale in grandi aziende. Occorre costruire un fondo di investimento, occorre costruire una serie di cose che adesso non ho tempo per spiegare in dettaglio, se lei vuole io vado, ma non vorrei consumare troppo tempo, perché lentamente occorre far arrivare a Venezia università, centri di ricerca e cose di questo tipo che costruiscano massa. La prima parte è quella difficile, per cui abbiamo proposto di fare un ITS del Made in Venice, per rilanciare a un livello più alto l'artigianato veneziano e veneto dell'area, fino alle pelletterie del Brenta e così via. Per quello abbiamo proposto e proponiamo di utilizzare spazi dell'Arsenale per la nautica, per la marina. Abbiamo fatto una serie di proposte molto concrete che io credo di essere in grado di mettere in atto imprenditorialmente. Infatti è il contributo nuovo che proponiamo. Non stiamo qua a dire l'ordinaria amministrazione, ma certo, ma no, perché farci propaganda adesso? Assumo i vigili, li mando in giro. Ma santi Dio, hai governato per 11 anni, avresti dovuto farlo prima, ma vergognati che lo vieni a dire adesso. O quell'altro dall'altro opposto che dice farò arrivare i soldi da Roma. I veneziani, tanto, i soldi a Roma non arrivano, è una favola, è una scusa. I veneziani credo che siano perfettamente capaci di trovarseli i soldi e farli arrivare. Quindi le proposte vanno fatte concrete, non aria fritta. Ecco, un altro tasto dolente per Venezia è un po' il degrado e anche la mancanza di sicurezza, no? Borseggiatori, certo, aggressioni. Su questo cosa pensa? Anche su questo noi ci siamo impegnati, cioè che mi fa compagnia una delle persone che si è impegnata di più in questo. E allora cos'è il degrado? Il degrado di Venezia e di Mestre è fondamentalmente appunto l'incipiente povertà. Se uno gira per Mestre e guarda, e a Marghera, dice cos'è che causa sta roba qua? Il fatto che la gente guadagna pochi schiei e non mettono a posto le case, i redditi alti e crescenti non ci sono più, i negozi sono quel che sono, hai attirato un'immigrazione povera e la stai anche emarginando. Ormai l'immigrazione c'è. È inutile far finta che non c'è, li caccio via, ci sono delle liste in giro fra i candidati che via questi, no all'Isla, la Lega con Venturini, è una cosa squallidissima che si fa la propaganda elettorale dicendo li cacciamo, no al centro culturale islamico. Ma signori, a parte che 45.000 è quasi i migranti che ci sono su 260.000 abitanti, vuol dire una cifra enorme. E sono parte viva della città e te la tengono in piedi. Fincantieri chiude senza questi. Cioè, io mi domando se sta gente si rende conto. Ma cosa vuoi costruire? Conflitto sociale? Vuoi costruire scontri? Vuoi fare la banlieue? Vuoi cosa? Le ronde dove ci si pesta? Si tratta di lavorarci. La sicurezza poi invece di Via Piave eccetera è frutto della trascuratezza delle amministrazioni, le precedenti e le attuali. Adesso hanno scoperto che hanno la Smart Control Room e da un pezzo che ce l'hanno, adesso hanno scoperto che hanno anche sbagliato, non serve l'intelligenza artificiale, basta l'intelligenza naturale, ma guardare i dati e mandare però i poliziotti, coordinare con la questura una presenza di strada, coordinare con la questura la presenza dei vigili, una coppia, un vigile e un poliziotto che passeggino assieme, ma passeggino non 18 macchine in piazza Ferretto a farci vedere, scusate, la gente, la presenza continua. E siccome hai dei pattern, delle regole che questi compiono, devi cominciare a essere presente là dove sai
là dove sai che la minaccia c'è. Devi mettere il trasporto pubblico, devi mettere tutte cose di ordinaria amministrazione. Io mi domando cosa hanno fatto negli ultimi 20-25 anni, da quando insomma, quell'area della città, attorno quadrilatero lo chiamano, no? Attorno alla stazione ha cominciato a degradare. Cioè, tra l'altro è tutto risolvibile. La parte, diciamo così, più brutale, no? Bisogna recuperare le case, anche lì non è una grande spesa, mi domando perché non lo facciano. La parte invece seria è che occorre fare crescere i redditi. Se noi non riduciamo il tasso di povertà di quella zona, se noi non generiamo e non integriamo sia gli immigranti che i veneziani, che i veneti, che i mestrini, che le persone che vivono lì, ci sono anche persone italiane con redditi molto bassi. E si tratta di far crescere la città. Se la città cresce vedrete che i negozi diventano più belli, le case si arredano, diamo una mande bianco, cambiamo il tetto e diventa tutto molto meno degradato. Allora, l'overtourism, no? Lei sulla ticket d'ingresso, voi come la... Noi abbiamo un piano, l'ho raccontato questa mattina, questo guardi, le faccio, non scherzo, le ho fatto un po' il pazzerello. Nella via d'uscita dal pazzerello, or son 50 anni, ero segretario provinciale della Federazione Giovanile Comunista Italiana. Da allora sono maturato, cresciuto e ho capito come funziona il mondo, quindi è passata da lungo tempo. Però già allora, infatti, perché mi preoccupavo della città, andai dall'allora vice sindaco Gianni Pellicani, che era un uomo intelligente e capace, e gli dissi: Gianni, ma sta roba del turismo, come Marghera che sera, bisogna mettere, i turisti costa, bisogna mettere 10.000 franchi del biglietto. Io, ma ti sei matto, mi colpa, e viene fuori quella storia, eccetera. Dico, no, ma i turisti costa, si tratta di fargli pagare i costi, non è punitivo. Quindi io sono assolutamente a favore, è una cosa che mi mente a 50 anni e noi abbiamo anche un'idea precisa di come farlo. Non le sto a stare i dettagli perché non voglio rubarle troppo tempo, ma sì, si può, va fatto nella forma di vendita dei servizi, va fatto utilizzando il potere che il comune ha di concessioni all'attracco delle navi grandi, piccoline, quelle che vengono da Jesolo, quelle che vengono da Sottomarina, nella contratto, nella concessione con l'aeroporto, la società aeroportuale, le linee aeree. Ognuno di questi è un cliente diverso. Venezia, il comune, è un monopolista. Per chi ha detto i lavori, andate a guardarlo, basta fare la discriminazione di prezzo, si chiama. Qui dai prezzi diversi a persone diverse. Chi può pagare di più e costa di più paga di più, chi può pagare di meno e costa di meno gli fai pagare di meno. E c'è decongestione della città, cominciando nelle aree isolate dove si possono usare e fare delle strutture di parcheggio possibilmente che non occupino tanto spazio, che vadano su verticali 3-4 piani cercando di farlo, coperto, ci sono gli alberi, si fa bene e lì vendi il parcheggio, vendi il servizio, la città diventa ZTL per i residenti si muovono in città, possono scegliere se usare la macchina, cerchi, visto che hai risorse, di metterci i mini autobus elettrici, perché bisogna finanziarlo sto ACTV, anche cambiarlo. Mestre è fatta da che uno delle volte vuole andare da Favaro a Zelarino e non vuole metterci un'ora e mezza, capisce? E quindi quel minibus che ogni tanto ti passa e fa quel tragitto ti serve. Va ripensato completamente la viabilità e uno strumento per farlo è proprio quello di usare progressivamente ZTL riservate ai residenti, così che il turista paga i suoi costi e non congestiona. Grazie molto a Michele Boldrin, candidato sindaco alle prossime elezioni di Venezia con la lista Ora. Grazie e grazie, dottore. Spero di vedervi a Cavarzetti. Grazie. Arrivederci. Andiamo in pubblicità con i nostri registi Mattia Pizzaia e Andrea Basso. Torna a Treviso il grandissimo Giuseppe Battiston nei panni del commissario Stucchi.
Una città che ha saputo accogliere e ha saputo soprattutto creare una facilità di lavoro alla produzione. Treviso torna a fare da cornice alle indagini dell'ispettore dalle origini siriane Stucchi. In città sono infatti iniziate le riprese della seconda stagione della serie TV che vede protagonista Giuseppe Battistone nel ruolo di Stucchi, fine osservatore dell'animo umano che grazie alla sua capacità di indagare le dinamiche relazionali riuscirà ancora una volta a trovare la risposta per risolvere nuovi casi sempre più complessi. In un cast formato in gran parte da attori veneti, Treviso accoglie e sorprende ancora una volta. Non riesco forse a comunicarvi con la dovuta efficacia quanto sia importante per noi trovare una situazione, un luogo e un contesto che ci permetta di lavorare nel modo più efficace e sereno possibile. Ecco, qui tutto questo si verifica. E voi ci state offrendo davvero un'opportunità incredibile. Siamo reduci dalla prima edizione che è stata fantastica nei numeri, nella partecipazione e questa lo sarà ancora di più. Una città in grado di regalare scorci magici al punto da spingere il regista a cambiare all'ultimo momento le riprese. Come set, come luogo per girare un film, diciamo che è stupendo. Ancora non ha capito bene il cinema, quindi ancora ci sopportano. E quindi, ecco, come ho detto prima, ho trovato una location al volo e quindi la stiamo chiudendo. Una serie ispirata ai romanzi di Fulvio Hervas che guarda il film come ad un figlio che cresce. Vedere un figlio crescere, vedere un'idea nata 20 anni fa, camminare così tanto, raccontare Treviso, un territorio insomma in cui che amo, una città in cui insomma si sta benissimo, mi fa molto piacere. Stucchi è stato realizzato con il contributo di Per Vesr del Veneto 2021-2027 e il sostegno di Veneto Film Commission. Avere sostenuto anche noi fortemente questa serie televisiva che ha un impatto, come sapete, un'importanza fondamentale per il territorio e anche per noi. In occasione della prima puntata, il sindaco Conte ha in serbo un riconoscimento speciale per Battistonna. Al pomeriggio consegneremo le chiavi della città a Giuseppe Battistonna. Così Giuseppe Battistonna, introdotto dal sindaco Mario Conte, che tra l'altro ha detto: titolate Treviso è la capitale del cinema del Veneto, così ha detto ai giornalisti. Ed sta diventando così in effetti. Il tiramisù intanto è uno dei dolci più conosciuti al mondo, a confermarlo l'attore di Hollywood Stanley Tucci, in queste settimane al cinema con Il diavolo veste Prada 2. Passeggiare tra le vie di Treviso per il suo documentario per National Geographic alla ricerca dei sapori delle tradizioni. È stato visto appunto in città. La star americana si ferma poi alle beccherie per assaggiare una fetta del famosissimo dolce. Che meraviglia vedere le nostre eccellenze attraversare il mondo attraverso una stella come Tucci, ha scritto Mario Conte sui social. 3 grandi veneti del secolo scorso per commemorare i 120 anni della nascita di uno di loro. L'iniziativa si intitola I 3 cantori della montagna. I 3 cantori della montagna, Dino Buzzati, Giuseppe Mazzotti, Andrea Zanzotto. 3 grandi del Novecento italiano. Al primo, con le sue radici profondamente dolomitiche, ma proprio insieme ai 2 letterati trevigiani, è dedicato nei 120 anni dalla sua nascita un intensissimo programma commemorativo promosso dal Circolo Cultura e Stampa bellunese. Abbiamo voluto mettere insieme 3 amici, erano amici. Baby Mazzotti saliva in montagna come Dino Buzzati, per esempio La montagna presa in giro è un titolo importante di Beppe Mazzotti, ma che noi abbiamo voluto inserire anche perché lui è stato protagonista nella salvaguardia delle ville venete, anzi le ha valorizzate, anzi sono diventate patrimonio dell'UNESCO, quindi Beppe Mazzotti non è soltanto il cantore della montagna delle Dolomiti insieme a Dino Buzzati, ma anche Andrea Zanzotto, che è stato quello che ha fatto il pellegrinaggio sui sentieri di Dino Buzzati, su Val Morel, la Valpiana, il mito, i segreti del Bosco Vecchio. Era quasi un pellegrinaggio dell'anima
di Andrea Zanzotto nei confronti di Dino Buzzati. Fondamentale per la concretizzazione di un progetto di così vasta portata, destinato a concludersi ben oltre la fine del 2026, il contributo della Camera di Commercio di Treviso e Belluno, che si accollerà un terzo dei costi organizzativi legato a questo progetto dedicato a Buzzati, Mazzotti e Zanzotto. Significano una trasversalità tra le due province, una reciprocità nella promozione del territorio. Abbiamo 3 grandi figure che hanno fatto conoscere il Veneto, le ville venete, la cultura veneta, la poesia, e che devono essere valorizzati ancora di più per non essere dimenticati. Un programma, come detto, intensissimo, perché metterà l'accento anche su aspetti certo meno noti della poliedrica figura di Dino Buzzati, come per esempio il suo amore per la lirica. Cosa straordinaria, questa sì è straordinaria, perché Dino Buzzati è stato anche scrittore di un libretto, dei libretti di lirica, e faremo la ferrovia sopraelevata con l'orchestra di Ferrara, coro di Ferrara, qui per ricordare Dino Buzzati come librettista di lirica, e questo sarà a novembre. Servizio di Fabio Fioravanzi. Sabato 16 maggio alle 21 si terrà lo spettacolo teatrale Non solo pane. Alberto Dubito, poeta nato incerto poco prima dell'inverno. Questo è il titolo, di e con Luca Oldani, musica e video Davide Barbafiera, al Teatro Sant'Anna di Treviso in Viale Brigata tra 18. Lo spettacolo racconta la vita di Alberto Dubito Feltrin, la sua produzione e la sua poetica, un ventenne morto prematuramente. Stasera a Focus avremo il Presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, protagonista di Focus sul fine vita e su tante altre questioni, e ovviamente gli altri ospiti, quindi alle 21:15, non perdetevi l'appuntamento con Focus. Grazie ai nostri registi Mattia Pizzaia e Andrea Basso, e ci vediamo stasera. Buona giornata.